Ed ora gli Stati Uniti che si preparano ad una settimana drammatica. Secondo il direttore del servizio sanitario, i prossimi giorni avranno lo stesso impatto dell'11 settembre. Il corrispondente Claudio Pagliara. I vigili del fuoco, gli eroi dell'11 settembre, rendono omaggio così a medici e infermieri, i nuovi eroi dello tsunami che sta colpendo con violenza inaudita New York. L'ovazione poco dopo che i morti di coronavirus nella metropoli hanno superato quota 3.000, quelli dell'attentato alle Torri Gemelle. L'epidemia continua ad accelerare negli Stati Uniti. In un solo giorno 2.500 morti, nuovo record negativo. Il bilancio provvisorio è di 9.100 vittime. Quella che si apre sarà la settimana peggiore, prevede il presidente Trump. Jerome Adams, direttore sanitario, dice che sarà una nuova Pearl Harbor. Il picco dell'epidemia dovrebbe arrivare a metà aprile, a patto che la gente si comporti responsabilmente. A Manhattan la polizia usa i droni per richiamare i recalcitranti newyorkesi all'obbligo di stare a casa. Anche il Central Park cambia volto. Operativo l'ospedale da campo allestito da samaritani. Le strutture provvisorie servono ad alleggerire l'enorme pressione che da 2 settimane mette a dura prova gli ospedali cittadini. Oltre a New York, focolai anche in Michigan e Louisiana. A New Orleans, lungo il viale percorso da medici e infermieri per raggiungere l'ospedale, una mano ignota ha scritto: "Grazie per quello che state per fare". È un gesto dolcissimo, dice questa dottoressa. Mi fa molto piacere, una sorpresa colorata. Gli studi sul virus e sul